diciamo, rispetto agli altri anni c'è stata un'evoluzione, facendo solo un breve cappello contestuale nel quale dico, io ho iniziato, diciamo, questo percorso 3 o 4 anni fa, partendo dal discorso che mi aveva sempre un po' affascinato. L'astrattismo parte dal determinismo, dal figurativo e arriva a delle forme che perdono completamente con la realtà delle cose. Io invece casualmente mi sono trovato un giorno di vedere che tra tante righe casuali, tra cui si poteva ritornare al determinismo, casualmente, quindi dal caos al determinismo. Questo concetto che ho iniziato e che continuo a fare a livello pittorico lo faccio anche nelle sculture. E le sculture hanno un impatto visivo estremamente forte, secondo me, perché diciamo, a differenza della pittura, no, che è bidimensionale, piatta e statica, la scultura aggiungono 2 elementi fondamentali. Uno è tridimensionale, no, perché si può osservare non solo sulle 2 dimensioni ma anche sulla profondità, e l'altro è il movimento. E unendo queste cose sono riuscito a creare, diciamo, questo concetto nuovo, partendo da una scultura che sono dei fili che si arrampicano quasi casualmente nell'aria, da cui non si vince nessuna forma, che poi in maniera diciamo pensata, perché ogni forma che sembra astratta ha una sua posizione nello spazio, mettendole in movimento, mettendole in rotazione, viene una forma reale. Dicevo, la parola che mi dice spesso poi magicamente, ma dà proprio l'impressione un po' di una magia, per passare da questa forma astratta a questa forma reale. È un percorso complicato perché a differenza della pittura, dove io tiro linee casuali, da lì cerco di vedere delle forme reali, qui invece ho presente la forma reale che vado a generare. Per cui questa forma astratta, se sbagliassi di una piccola posizione anche gli elementi dello spazio, quando la farei girare non si vincerebbe più nulla. Per cui è anche una sfida, oltre che artistica, per pensare di qualcosa di bello, eccetera, scientifica, per cercare di realizzare poi quella che è la forma reale, che è il mio obiettivo nel fare. Quindi alla fine diciamo questa mia arte ha 2 obiettivi, no? 2 forme di bellezza, una astratta perché deve essere bella quando è statica, ma una che cinetica in movimento perché deve essere bella anche in movimento. Eccoci di fronte all'opera di Bresciani e appunto subito si scorge l'unità, l'insieme, l'amalgama, per così dire, tra arte e fisica. E chiediamo appunto all'artista di parlarci di questo rapporto che egli analizza e approfondisce già da tempo. Allora, voi vedete questa qui è una forma particolare, tutta assolutamente contorta, che di per sé potrebbe far immaginare di essere una forma che uno si mette lì, scolpisce o crea diciamo, forme irregolari che fanno arrampicare nello spazio, che fa contorcere, eccetera. Invece, dicevo, ognuna di questi punti che voi vedete è totalmente pensato e calcolato. Quindi è una funzione matematica nel vero senso della parola. Questa è una funzione lagrangiana. Questa è una funzione lagrangiana rappresentata nello spazio, grazie alla quale, costruita in un certo modo, permette nel momento in cui gira su se stesso e diventa cinetica di far vedere un oggetto reale che non è più una funzione matematica. Quindi qui c'è quindi il passaggio dalla matematica alla realtà delle cose. Diciamo, di solito la fisica e la matematica serve ad interpretare le fenomenologie. In questo caso io la utilizzo per passare invece all'inverso da una forma matematica a una forma reale. E questo è un concetto, penso, piuttosto nuovo, che io ho sposato già da qualche anno, che ho coltivato, diciamo, come matematica e come fisica, che ho asportato nell'arte. Allora non ci resta che chiudere questa interessante spiegazione da parte dell'artista Bresciani con un brindisi. Vi ringrazio, questa è la scultura, un'altra scultura cinetica dove non si dice nulla, e finiamo con un brindisi e vi facciamo vedere subito perché. Prendiamo il calice e magicamente viene un calice di vino. Allora, cin cin.